Ho fatto la cacca sul terreno, mi sono pulito e poi ho scoperto che l'amica di mia madre mi stava guardando. Giovanna, salutiamo Giovanna. Ciao Giovanna. C'erano solo 5 case nell'arco di chilometri e chilometri, quindi vivevo proprio sperduto nella campagna. E quindi capitava che tu stavi con la bicicletta a chilometri da casa e quindi che dovevi fare? Quindi volevo farla fuori, mi ero portato la carta igienica. Tu stai a casa, il bagno qui, hai detto prendo la carta igienica e vado fuori, ok. Fatto lì tranquillo, mi sono asciugato tranquillo e c'era Giovanna che mi guardava. Quindi tu l'hai visto, c'è stato eye contact? Sì. Cioè, lei, io neanche avevo visto che era arrivata. Io ancora oggi, ho 32 anni, faccio gli incubi che la gente mi guarda mentre faccio la cacca. Ah, vedi? A voi capita? No. A nessuno capita? Da stanotte capiterà. È un trauma che io mi porto ancora adesso. Ma lei l'ha detto a tua madre? Cioè... Ma non penso. Ma ha visto un bambino che faceva la cacca. Ero io che avevo visto una tragedia. E tu l'hai detto a tua madre, mi ha visto Giovanna? No, io non parlavo da piccolo, io non... Cioè, questa cosa non... Mi tenevo tutto dentro. Tranne la cacca che la facevo.